in cui abbiamo bisogno di ripartire in tutti i sensi, anche moralmente, l'arte aiuta e questa sensibilità in questa direzione devo dire che è un grande motore. Insomma, mi sembra che vivere in mezzo alle cose belle sia preferibile che vivere in mezzo alle cose brutte, no? Il più bello dell'arte in senso lato non c'è nulla. Insomma, siamo anche dei privilegiati, il fatto di poter condire la nostra vita anche di queste iniziative molto belle, avere persone a fianco come Camillo Langone che riescono a costruire e a preparare per noi questo carnevale meraviglioso. Questa è una cosa che avete nel DNA, però, che già qui portavate nel vostro bagaglio. Sì, dovrebbero essere, penso ce l'abbiano nel DNA un po' tutti i veneti, anche in generale gli italiani, che hanno il privilegio di vivere in mezzo alla bellezza, anche se certe volte facciamo un po' di tutto per deturparla. In casa sì, noi diciamo, avevamo la mamma che era concertista, era organista e che scriveva anche molti testi per le scuole e che aveva la passione di portare anche i figli ovviamente a contatto con l'arte e con le arti figurative, e questo è stato un motivo di grandissimo arricchimento della nostra infanzia. Poi vivere questa terra, questa straordinaria concentrazione di arte sublime, straordinaria, di bellezza paesaggistica, naturalistica, bellezza architettonica. Ecco, questi nostri genitori ce l'hanno sempre, non ce l'hanno mai lesinato. A Venezia, frequentavamo spesso, ma un po' tutto il Veneto.